Guardo la cartina d'Italia. Trieste è molto interessante, troppo lontana. Torino idem, Padova del Vento in generale, anche per ragioni comunque che hanno reso Padova una città molto calda, politicamente molto impegnata, mi affascinava. Padova è una creatura un po' strana, universitaria, ma non un'università tipo Bologna dove c'è il DAMS, quindi piena di artisti. Qua c'è medicina, c'è ingegneria. Che altro è una città molto bigotta. Già girare con un tatuaggio così, cioè la gente si girava, cioè si sta in galera. Padova non era una città glamour come Londra o come New York o come Berlino. Il nome Banale è nato per caso lì dentro. Cioè, inconsciamente avevamo dato un nome che aveva un significato, cioè siamo la semplicità. Quindi trovi sempre qualcuno che conoscevi, che ti sedevi assieme e passavi la serata, cioè, non eri mai da solo lì. Quindi sono scazzato, non so cosa fare, vado al Banale. Era una casa, cioè riusciva a farti sentire a casa, secondo me. Il locale per antonomasia, se lo ricordano tutti, era il Banale, lì ci si ritrovava. Sapevi che era un posto dove potevi incontrare queste persone che forse a Padova avevano un pochino più di storia da dire solo perché avevano fatto magari una data a Bologna o perché suonavano. L'altro aspetto sicuramente poi il Banale era in zona universitaria e quindi creava questa situazione di giovani uomini e giovani donne che si incontrano la notte in maniera più disinibita e più facile. La casa serale, perché comunque a parte suonarci ogni sera eravamo là. Finito di suonare in sala prove ci si ritrovava là e ci si ritrovava là con tutte le band, anche se non ci si frequentava, però eravamo là e quindi era un po' il punto di ritrovo delle band. E poi la location era magica, secondo me, andare in questo seminterrato senza finestre, dove era tutto buio, fumo, casino, gente, bevevi, mangiavi, facevi di tutto. Era proprio il locale underground, nel vero senso del processo. Sotto, nella buca, noi ci siamo presi tutti l'asma, nel senso chi ha lavorato lì. Però si fumava, aveva un Soundcraft 24 bellissimo. Dovevamo buttare la macchina perché la nicotina aveva mangiato le schede interne. Hai presente i locali nei film newyorkesi dove... Ecco quello. Era il locale notturno però per antonomasia. Max Trisotto è stata una colonna portante di tutto quel periodo. Lui veramente è un fonico, tra l'altro è un bravissimo musicista, ma era giovane perché Max all'epoca aveva 19 anni, ma aveva un orecchio e un tocco nel fare i suoni che era veramente... Allora, Max Bertocco l'ho conosciuto perché appunto ho cominciato a girare al Banale, io ero un giovane e ovviamente come tutti i giovani sapevo sapevo fare tutto io, per cui a un certo punto mi vedo un paio di concerti e gli spiego che io devo fare il fonico lì. Il Banale è stato bello perché è diventato un contenitore, cioè era sì un bar, però siccome avevamo il palco e posto, facevamo la musica, cinema, performance di balletto, una sera abbiamo fatto anche perfino il taglio capelli punk, insomma era diventato un vero locale multiuso. La gente andava lì perché sapeva che ci sarebbe stato qualcosa di interessante, non sapeva che cosa, perché molte band leggevi il nome e non sapevi chi fossero, ma ti fidavi sulla carta, andavi a vedere una cosa nuova. E da lì piano piano si è iniziato ad investire, perché all'inizio c'erano un certo tipo di concerti. Gruppi esteri ce n'erano tantissimi, concerti in cui dovevano suonare 10 gruppi a sera, ovviamente senza soundcheck, senza niente, perché io arrivo tardi, io con degli strumenti, ma io devo portare l'arpa, il mio xilofono dove lo metto su un palco che era un 4x3, non so quanto fosse, ma era
sicuramente non grande. E su MTV facevano gli Unplugged, famoso quello di Nirvana, ma ce ne sono di Clapton, ce ne sono un sacco di famosi. A Padova abbiamo fatto una cosa simile, quello che si chiamava il Banale Unplugged. E abbiamo inventato sta manifestazione e lì abbiamo aperto a tutte le band, cioè c'erano 10 band a sera che suonavano. Ho l'idea di far suonare qualche band in acustico, fare una specie di gara e vedere poi chi vinceva, ma la gara non era importante, l'importante era dare spazio a tutti quanti. C'erano una cosa tipo 80 gruppi iscritti, 80 gruppi che facevano musica propria. E insomma, se parliamo, alla fine ho detto guarda, se vuoi, il gruppo che vince, gli registriamo i pezzi, lo mandiamo come premio, lo mandiamo su Video Music. Mi ricordo tutti universitari praticamente, però io sono andato in un paio di occasioni per vedere un concerto, tra l'altro una di queste occasioni vedeva come band della serata Alex Grosso Band. Tener conto che era in generale uno dei locali di Padova dove si faceva la musica dal vivo di ogni genere e aveva una struttura che consentiva anche di potersi esibire in un certo modo, insomma. Quindi aveva un palco, un impianto audio, era bello poter andare a suonare lì. E lui ha fatto tanto per i gruppi, perché comunque anche quando noi eravamo poco conosciuti, suonate, c'è spazio, insomma ha sempre dato spazio a tutti quanti, da quel punto di vista là, è sempre stata una bella persona. Ma abbiamo cominciato a lavorare il martedì rock. Mi propongo per suonare dopo i concerti. E quindi dico perfetto, qua nessuno mi rompe le palle che la gente deve ballare, no? Quindi Faith No More, Fugazi, My Bloody Valentine, Jesus and Mary Chain, Slint, cioè super alternative. Si crea un giro di musicisti che vengono lì per ascoltare magari il gruppo appena uscito, o magari mi davano il demo e io lo mettevo. Quelli della scena Fucsia, sicuramente. Mercoledì sera, dopo i concerti, 40-50 persone. Max, che è un imprenditore, chiaramente, nota che il martedì la serata era vuota, non c'era nulla, e mi dice: proviamo. Magari sai, invece che arrivare dopo il concerto, sta gente arriva alle 10:30, 11, e magari a mezzanotte, se ti impegni, forse li fai anche ballare. Si può osare? Osa. Vai. Arrivano. Prima serata 30 persone, il secondo martedì 100. Dal 2003 al 2006 andavo dalle 300 alle 500 persone. Il locale praticamente autogestito / fuori controllo. Ha catalizzato la quasi totalità delle persone di Padova perché era pieno a dire basta. Sempre, estate, inverno, primavera, domenica, lunedì, martedì, mercoledì. Beh, se è al Banale vado a vederlo perché l'hanno scelto, perché ha una sua motivazione. Suonavano solo band che facevano cose originali. Il tonfo è stato quando è uscito Facebook, e qualsiasi cosa facevi, anche una pernacchia, se tu la costruivi bene su quel portale, aveva successo. Era cambiato completamente l'approccio, ma in maniera radicale, nel senso che non esisteva più un posto identitario, esisteva un posto, ma poteva essere qualsiasi posto. Io ho detto: questo tipo di esperienza è finita.